Buonasera a tutti, buonasera ai nostri ospiti a casa e buonasera anche al nostro graditissimo relatore. Al convegno di oggi, il convegno legale di oggi, questa sera parliamo con l'onorevole Flavio Tosi, che è uno dei migliori risultati del Veneto e di Forza Italia, nel suo partito a cui oggi lui è legato, e con lui affronteremo le svariate problematiche, tra cui alcune problematiche legali, affronteremo baby gang, l'economia, il caro bollette e anche il risultato elettorale. Buonasera, onorevole Flavio Tosi, è un piacere averla qua con noi. Buonasera a voi e grazie. Molto bene. Flavio, dato che abbiamo sempre poco tempo perché siete sempre super richiesti, cerchiamo di andare subito al dunque e affrontiamo le nostre curiosità. Elezioni 2022-2022. Onorevole Flavio Tosi, ci può dare un commento sul vostro risultato elettorale, sul suo risultato elettorale, che è uno dei migliori del Veneto, ricordiamo, fra l'altro per il partito di Forza Italia, e se ci può anche fare magari qualche, chiamiamolo spoiler, soprattutto quello che ci si aspetta da questo governo e che cosa ritiene siano le priorità. Beh, allora, sul risultato devo dire, intanto devo ringraziare l'onorevole Berlusconi, il presidente, il coordinatore Tajani, la senatrice Ronzulli e Sì, anche Michele Zuin, che è il coordinatore del Veneto, perché un amico io anche sono lui. ufficialmente entrato in Forza Italia 3 mesi fa, sostanzialmente. Vero che con Forza Italia stavamo dialogando e collaborando anche con Michele Zuin con Licia Ronzulli da 2 anni in realtà, però diciamo l'ingresso ufficiale di Claudio Tosi avviene 3 mesi fa e quindi li ringrazio per avermi concesso questa possibilità. Sul risultato siamo contenti perché diciamo da Roma in su, perché poi sappiamo che in Forza Italia ci sono alcune regioni dove è più radicata e più forte, però da Roma in su è il secondo risultato perché dopo un collegio in Piemonte il nostro è stato il miglior risultato in assoluto da Roma in su e quindi vuol dire che il radicamento territoriale, che è quello che dovremmo cercare di fare insieme a Forza Italia, cioè Forza Italia, visto che altri partiti lo stanno perdendo il radicamento territoriale, perché se vediamo il risultato della Eh Lega, sì. la Fratelli d'Italia è un partito con una leader fortissima, ma anche quello non ha un'organizzazione territoriale robusta e quindi oggi c'è uno spazio enorme proprio in quel senso nel centrodestra per un partito che rimetta le radici in modo tale da rappresentare bene i comuni, le amministrazioni, gli imprenditori. Cioè, per fare un risultato, noi abbiamo fatto un buon risultato, su questo appunto siamo contenti, ma lo fai proprio stando in mezzo alla gente, con le imprese, cioè, dimostrando che ci sei. Se Forza Italia torna ad essere e ha la capacità di farlo un partito territoriale, può crescere ancora di più. Chiarissimo, chiarissimo, molto interessante. Onorevole Flavio Tosi, proseguirei, prima di proseguire anzi, è un problema se ci diamo del tu, tanto ormai ci No, conosciamo? meglio, meglio Ok, poi non chiamarmi onorevole. va bene. Meglio, Allora, ti chiamo meglio, va. Flavio anche se... Ecco, Va meglio bene. ancora. Flavio, a questo punto parliamo della Meloni Premier, visto che abbattendo anche tutte le varie barriere, il mondo sta cambiando. Che cosa prevedete? Che cosa ritenete? È una marcia in più? È una buona opportunità? Che visione avete di Giorgia Meloni come ipotetico e presumibile Premier per i prossimi anni? Ma allora, Giorgia Meloni va comunque riconosciuto un grande merito poiché il risultato di Fratelli d'Italia è il suo risultato, non è il risultato del partito, ma il risultato della sua leadership. Ciò premesso, la linea è quella che l'ha indicato molto chiaramente il presidente Berlusconi, perché a qualche giorno dal voto il presidente Berlusconi ha detto che Forza Italia all'interno dell'alleanza di centrodestra garantirà l'atlantismo, quindi lo stare saldi e fedeli all'alleanza con la Nato e con gli Stati Uniti, europeismo, e quindi quello deve essere il baricentro, anche perché l'Italia senza la Nato, senza l'Alleanza Atlantica, senza l'Europa non va da nessuna parte. C'è questa guerra, diciamo a livello globale, fra Stati Uniti, guerra, competizione, fra Stati Uniti e Cina, e l'Europa o sta unita con grande forza, perché alla fine poi è una guerra anche commerciale e finanziaria. Eh sì. Il PIL della Cina sta arrivando a raggiungere quello degli Stati Uniti. L'Europa, se metti assieme tutti gli stati, ha un PIL che è tranquillamente paragonabile, quindi puoi competere. Se l'Europa non compete unita, ci fanno a pezzi uno per uno. E quindi, siccome non c'è dubbio da che parte stare, perché è ovvio che si sta dalla parte dell'Alleanza Atlantica,
Perché dall'altra parte c'è chi ha mandato avanti Putin in Ucraina, perché sappiamo bene che Putin si è mosso in Ucraina con dietro le spalle la Cina e si è anche capito in maniera abbastanza evidente. E quindi, siccome non c'è dubbio da che parte stare, Berlusconi ha chiarito la posizione. E devo dire che Giorgia Meloni, al di là della campagna elettorale, che poi magari uno in campagna elettorale alza un po' i toni, insomma, fa campagna elettorale. Normale, sì, Esatto, fa parte del gioco. devo dire che però la Giorgia Meloni, dopo le elezioni, da un minuto dopo si è comportata in maniera insomma, molto pragmatica, molto lucida, molto sensata e quindi va apprezzata per questo. Molto bene, speriamo allora che ci sia modo di creare una coalizione solida, anche perché l'Italia ha necessità di avere un governo stabile per i prossimi anni, visto il periodo che dobbiamo affrontare e che sia ovviamente, giustamente, fortemente collegato all'Europa. Flavio, proseguiamo un attimo sulle problematiche, chiamiamole non strane le nostre, insomma di tutti quanti noi, delle aziende, delle famiglie. Qua io lo chiedo praticamente a ogni onorevole e lo chiedo anche ai confindustriali quando li incontro. Abbiamo una necessità assoluta di energia, si sente di tutto, incrementiamo le centrali col carbone, andiamo a pescare un po' di gas nell'Adriatico, però si parla di un 5-10% da queste manovre. Quali sono le proposte normative concrete realizzabili nel breve termine per un sostegno alle famiglie e alle imprese dirette che possono incidere nel breve periodo? Perché il lungo probabilmente riusciremo a reagire, ma il breve che si fa? Allora c'è un problema nel brevissimo che è appunto quello di fermare l'esplosione dei prezzi dell'energia, che la gran parte fra l'altro è una speculazione perché l'aumento dei prezzi del gas al quale è agganciato quello dell'energia elettrica, che una volta aveva senso, adesso tenerli agganciati non ha più senso perché sull'energia elettrica c'è una speculazione ancora più grande perché il gas non può costare 10 volte quello che costava perché la produzione del gas costa tanto quanto. La guerra in Ucraina incide, ma anche poco, perché in realtà appunto la speculazione sul gas era cominciata prima, ma fa parte, ripeto, di quello scontro di cui sopra Stati Uniti e Cina. E quindi bisogna sganciare il prezzo dell'energia elettrica da quello del gas, perché comunque oggi in maniera surrettizia noi paghiamo l'energia elettrica molto, ma molto di più di quello che costa la produzione. Dopodiché saranno soldi, cioè, se tu parli con le famiglie e con le imprese la situazione è devastante, Devastante. devastante perché io adesso ho 53 anni, una situazione economica come questa non la ricordo e non c'è mai stata, perché fra un mese o due al massimo le famiglie e le imprese non saranno più in grado di reggere. Parliamo delle famiglie, quelle insomma, ovvio che chi sta bene, ma le famiglie medie, che sono la larghissima parte delle famiglie italiane, e le imprese, soprattutto quelle che comunque consumano più energia, non reggeranno No. perché non gli converrà tenere aperto, gli converrà chiudere piuttosto e se chiudono lasciano cose dipendenti e lo Stato a quel punto deve pagare per i dipendenti avendo meno risorse perché ha meno tasse che gli entrano dalle aziende. E quindi bisogna intervenire subito perché questa è la priorità, cosa che non ha fatto Draghi, devo dire che nelle tante belle, buonissime cose che ha fatto Mario Draghi non è intervenuto su questa emergenza perché appunto dura da un anno abbondante e lui su questo non ha fatto abbastanza. E quindi dovrà essere il nostro governo a intervenire immediatamente a livello anche europeo per far sì che ci sia una risposta europea, perché è vero che ai noi l'Italia è il paese più dipendente dal punto di vista energetico e quindi dicevo ci vogliono delle misure immediate per bloccare questa speculazione, per fermare il costo dell'energia elettrica, per mettere soldi per famiglie e imprese. E dopo c'è una questione strategica, ovvero sia nel breve fotovoltaico, eolico, tutto quello che c'è di fermo e di autorizzabile salti sui fiumi, tutto quello che c'è di autorizzabile va autorizzato in fretta perché comunque il problema della dipendenza energetica non finisce oggi, cioè se in qualche Rigassificatori modo, compresi. certo, tutto quello che si può fare va fatto, tutto. E dopo va fatto un ragionamento nel lungo termine sul nucleare, perché è vero che il nucleare ci metti 8 anni a mettere in piedi una centrale, Però ma non è che perché ci metti 8 anni dici allora non lo faccio, lo fai sapendo che fra 8 anni non devi andare in ginocchio dalla Francia o dalla Germania o dagli sloveni a farti dare l'energia elettrica perché te la produci tu. Quindi un governo deve ragionare sul lungo periodo e questo periodo drammatico forse ti obbliga a fare strategia energetica, cosa che in maniera seria un po' non si faceva. sì, sono d'accordo. Bisogna puntare in questa direzione, ci vogliono tanti soldi, proprio come hai detto all'inizio della tua risposta. Flavio, io passerei solo una curiosità perché ho visto alcuni tuoi articoli e ti sei sbilanciato con, diciamo, alcune tue dichiarazioni. Ho visto che anche il Veneto, diciamo, comunque secondo me tutta l'Italia, proprio per
l'indirizzo che sta prendendo ormai il nostro paese per una forma di piccolo declino, probabilmente non saprei neanche io come dove annoverare la problematica. Le baby gang, ne avevo parlato anche con Andrea Ostellari della Lega, sono un problema crescente e sono un fenomeno che riguarda tutti noi perché vuol dire anche una ragazza che esce la sera o anche un uomo, a Milano è abbastanza comune avere il rischio di poter incrociare un gruppo di questi ragazzi che danno seri problemi. Che idee avete? Che proposte ci sono? Anche perché si parla proprio di ragazzi minori spesso. Ma allora c'è un problema che va affrontato sia in chiave diciamo preventiva, ma anche in chiave repressiva. Non è un fatto di baby game, ma per capire da che piega si sta prendendo. Parlavo ieri con il presidente dell'azienda trasporti di Verona. Ci sono problemi di sovraffollamento sugli autobus. Mi diceva che una nuova, chiamiamola moda, ma un modo stupido di comportarsi, di ragazzi che quando passa l'autobus montano sull'autobus, fanno muro, impediscono agli altri di salire per lasciarli giù. Cioè c'è una deriva da questo punto di vista che è inaccettabile, perché ai nostri tempi ti prendevi due sberloni se ti comportavi così, e quindi bisogna tornare anche, bisogna essere senz'altro comprensivi e buoni, ma bisogna anche assumere misure diverse. Cioè di fronte a minorenni che una cosa lieve come questa, ma che comunque non va tollerata, che è quella di impedire agli altri di salire sull'autobus, dalle cose gravi o gravissime come le aggressioni, le rapine, per divertimento, per noia, non si capisce neanche perché lo facciano, che questi non è che sia la maggioranza dei giovani, la No, maggioranza dei certo. giovani sono educati, bravi, fanno anche volontariato e sono solidali fra di loro. C'è una minoranza che si comporta così e non va tollerato. Non va tollerato, ripeto, è ovvio che c'è un problema di famiglie, di scuola, formativo e quant'altro, però non si può neanche assistere, lasciar continuare derive di questo tipo, quindi bisogna adeguare le normative. Se oggi a livello minorile sono cambiati i comportamenti, adegui le normative, anche quelle penali, sapendo che il mondo minorile è cambiato. E quindi una volta chi era minorenne era sostanzialmente quasi intoccabile, dai 14 anni in giù, in modo dai 14 su in un altro, ma comunque, ma perché non c'era il problema? Adesso c'è un problema e va affrontato anche a livello normativo, perché se non reprimi, che non vuol dire che uno lo butti in galera 10 anni, vuol dire che deve capire che non può fare quello che vuole, perché oggi con la garanzia dell'impunità fanno quello che vogliono. D'accordo, anche perché le norme essenzialmente sono frutto della sensibilità sociale e Certo. comune, quindi queste possono essenzialmente cambiare e adeguarsi ai tempi e se va punito un minorenne va affrontato anche questo tema, chiarissimo. Flavio, l'ultima domanda prima di lasciarti andare, visto che sicuramente sarai ricco di impegni, hai qualche input da darci che possiamo dare anche ai nostri ascoltatori a casa? Quali sono, diciamo, le battaglie principali su cui tu vuoi far perno e vuoi portare in Parlamento alla Camera? Quindi su cosa tu ti batterei e su cosa punti per lasciare la tua firma e dare una certa impronta diversa? Allora, una cosa che è fattibile a costo zero, perché il problema poi quando fai qualsiasi scelta o Sì, decisione, il problema sono i sì. costi. Io sono stato sindaco 10 anni di Verona, quindi è una cosa che insomma, ho sempre masticato, anche perché faccio pubblica amministrazione da quasi 30 anni. È la sburocratizzazione. Mm. Quello è un obbligo Eh sì. assoluto, va fatta davvero, perché comunque è vero che ci sono, per esempio i comuni hanno delle norme cogenti in termini anche di edilizio, di autorizzazioni, di tempi, e ragionevolmente ci stanno. E poi ci sono quelle cose che ti portano a livello ministeriale, con rapporti e autorizzazioni a livello ministeriale, e i tempi diventano biblici. Oppure c'è un problema, per esempio, come quello delle sovrintendenze. Le sovrintendenze è vero che bisogna tutelare l'ambiente, ci vuole un'autorità preposta dallo Stato che abbia delle misure in materia architettonica, monumentale, storica, archeologica di tutela, ma non può anche neanche diventare, come talvolta avviene, non sempre, ma come talvolta avviene, un blocco totale allo sviluppo del paese o delle città. E quindi serve un corpo burocratico, una normativa burocratica snella, veloce, efficiente, certa, perché questo serve sia a livello interno, ma anche di competizione verso l'esterno, perché ormai la competizione è globale su tutto, e se tu vuoi che uno o investa qua o rimanga qua, non puoi asfissiarlo con la burocrazia, perché altrimenti uno dice vado oltre confine dove mi lasciano investire, mi lasciano intraprendere e quindi sceglie di investire altrove. Questa è una priorità, ripeto, a costo zero, perché sburocratizzare non costa, fa risparmiare e non costa. Sarebbe un miracolo, sarebbe veramente un miracolo, questo paese ne avrebbe veramente bisogno.
Onorevole Flavio Tosi, in questo caso ti do dell'onorevole, ti ringrazio molto per il tuo contributo e spero ci saranno nuove occasioni. Ti ringrazio ancora e buonasera. Grazie a te e buona serata a tutti quelli che ci ascoltano. Un saluto a tutti e un saluto agli amici a casa. A presto.